La fibrillazione atriale è l'aritmia più diffusa al mondo. È un'aritmia che ha una prevalenza, un'incidenza molto elevata. Già dai 65 anni ci sono diversi casi, fino ad arrivare al di sopra dei 75 anni, per poi anche al di sopra degli 80 e 90 anni, c'è un'incidenza e una prevalenza davvero molto elevata. È un'aritmia che spesso viene associata e in effetti può dare un rischio aumentato di ictus. Abbiamo degli score, cioè dei punteggi che possiamo calcolare per valutare appunto il rischio di ictus, e laddove necessario si prescrive l'anticoagulante. I sintomi che spesso riferiscono i pazienti sono quelli del cuore che batte in maniera irregolare, molto spesso va più veloce del normale, ma non per forza, perché ci possono essere anche delle frequenze nella norma, cioè tra i 60 e i 90, 100 battiti al minuto, però con un ritmo irregolare che possono anche essere dovute alla fibrillazione atriale. E molto spesso questo tipo di aritmie viene riscontrate all'oltere ECG, anche se non deve essere assolutamente trascurato la funzione anche dello sfigmomanometro, perché questo sfigmomanometro può rilevare anche il battito cardiaco, quelli più di nuova generazione, come anche l'utilizzo degli smartwatch che possono rilevare l'irregolarità del polso, possono darci una mano a identificare questo tipo di aritmie. La fibrillazione atriale può richiedere un trattamento che può essere di tipo farmacologico, quindi con dei farmaci, per soprattutto abbassare la frequenza oppure evitare anche le recidive che sono spesso molto fastidiose, fino ad arrivare a degli interventi veri e propri, interventi chirurgici anche se mini invasivi, come l'ablazione transcatetere della fibrillazione atriale, ad esempio. L'ablazione cardiaca, l'ablazione transcatetere, letteralmente significa asportazione, è un termine chirurgico. In realtà dal punto di vista cardiaco, più che un'asportazione, la definiamo una distruzione, cioè utilizziamo dei tipi di energie che a livello cardiaco vanno a lesionare, vanno a distruggere quelle cellule che sono le responsabili della fibrillazione atriale. L'intervento di ablazione della fibrillazione atriale è un intervento chirurgico mini-invasivo, quindi non vengono fatti dei tagli né sul torace né a livello degli arti inferiori. Si utilizza un accesso che è quello venoso delle vene, vena femorale e delle gambe a livello dell'inguine, con una semplice puntura attraverso cui vengono inseriti dei cateterini, che sono dei tubicini, dei fili molto sottili che possiamo muovere all'interno dei vasi e del cuore per andare a raggiungere i punti che ci interessano. Nello specifico l'intervento viene di solito eseguito attraverso la vena femorale destra, quindi la parte dell'inguine destro, anche se spesso richiede un accesso anche dalla vena femorale sinistra. Si arriva con questi cateterini a livello cardiaco nella parte destra cardiaca, l'atrio destro. Dall'atrio destro dopo dobbiamo passare nella parte sinistra del cuore. Per fare ciò andiamo a eseguire quella che viene definita la puntura transettale, cioè c'è un setto a livello cardiaco dove noi dobbiamo pungere per passare da destra a sinistra, dove si trovano le vene polmonari, che sono quelle responsabili della fibrillazione atriale nella stragrande maggioranza dei casi. Una volta raggiunto l'atrio sinistro, esistono diverse tecniche per andare a distruggere, andare a lesionare le cellule responsabili, le aree responsabili della fibrillazione atriale. Quelle più conosciute e più utilizzate sono sicuramente l'ablazione a caldo, che sarebbe la radiofrequenza, e utilizza energia termica, quindi il calore, per distruggere le cellule. Un'altra molto utilizzata è la crioablazione, cioè l'ablazione a freddo, dove con un palloncino ghiacciato andiamo a bruciare, andiamo a lesionare una lesione a freddo delle vene polmonari sempre. E infine la tecnica che sta prendendo sempre più piede, quella più nuova, è l'elettroporazione. Si tratta di energia elettrica ad altissima intensità ma per brevissimo tempo, che causa una lesione a livello sempre delle vene polmonari. Sono diverse tecniche,
per raggiungere fondamentalmente lo stesso obiettivo. È molto importante ricordare che l'intervento viene eseguito in anestesia locale, quindi molto spesso si è svegli, vengono fatti ovviamente un minimo di sedativi e degli antidolorifici per far tollerare meglio la procedura, però fondamentalmente non viene fatta in anestesia generale, quindi non serve intubare il paziente né tantomeno avere particolari gestioni. Gli interventi vengono nelle cliniche dove opero, vengono sempre eseguiti con l'assistenza anestesiologica, che è fondamentalmente di importante ausilio, ma fondamentalmente spesso è come un backup che dà tranquillità. È un intervento comunque che può essere eseguito in anestesia locale senza assolutamente problemi e risentimenti da parte del paziente. Le tipologie di pazienti che possono sottoporsi all'intervento di ablazione e di fibrillazione atriale sono differenti, come anche differenti sono poi i risultati della metodica, perché esistono diverse forme di fibrillazione atriale. C'è la fibrillazione atriale definita parossistica, che vuol dire che insorge improvvisamente e va via improvvisamente, di solito nel giro inferiore, a una durata inferiore ad una settimana. Viene definita la forma parossistica, che è quella che ha anche i maggiori successi a livello dell'ablazione, quella che ci dà maggiori successi, spesso perché l'atrio sinistro, che è la camera cardiaca che ospita le vene polmonari, che sono quelle che abbiamo detto prima essere responsabili della fibrillazione atriale, l'atrio sinistro nelle forme parossistiche molto spesso è sano, non è dilatato, non c'è un rimodellamento da parte dell'atrio, rimodellamento che può essere sia a livello elettrico come impulso, diciamo, non organizzato, sia a livello strutturale come dilatazione dell'atrio sinistro. Questo ancora non avviene nelle forme, molto spesso non avviene nelle forme parossistiche, e quindi si gode di un successo maggiore in queste forme. Non è importante spesso da quanto tempo si soffre di fibrillazione atriale, se ad esempio il primo episodio è avvenuto 2 anni prima oppure 10 anni prima. Quello che ci interessa molto spesso è la durata continuativa dell'aritmia per una settimana di continuo, oppure inferiore a una settimana. C'è poi la forma persistente, che è quella che dura più di una settimana. Anche qui si distingue poi in early persistent, cioè persistente di breve durata che dura meno di 3 settimane, oppure le forme che durano in maniera più prolungata. Man mano che l'aritmia, la fibrillazione atriale resta a livello cardiaco, crea delle alterazioni a livello soprattutto dell'atrio sinistro. Queste alterazioni fanno sì che l'ablazione può comunque essere eseguita e va valutata sempre caso per caso dallo specialista. Il trattamento ablativo comunque gode di buon successo, ma spesso è inferiore rispetto alle forme parossistiche. I benefici dell'operazione sono diversi. Prima di tutto ricordiamo che l'obiettivo dell'ablazione è quello, l'obiettivo massimo è quello lì di eliminare le recidive aritmiche. Spesso stiamo parlando di persone che devono ricorrere ad accessi in pronto soccorso in urgenza, perché il cuore inizia a battere improvvisamente a frequenze molto alte, può causare le palpitazioni, il cuore che batte, si sente il cuore come se uscisse dal petto, può causare l'affanno sotto sforzo, può causare dolore al petto, dolore toracico, può causare anche degli svenimenti se l'aritmia va molto veloce. Dunque l'obiettivo principale è quello di eliminare queste forme di recidiva. Nei casi dove non vengono eliminate del tutto le forme, le recidive aritmiche, vi è comunque spesso un beneficio come, prima di tutto, durata dell'aritmia, che possono essere più brevi rispetto al passato, ma anche essere tollerate meglio, perché le modificazioni che si vanno ad attuare sull'atrio sinistro possono anche rallentare la frequenza con l'aiuto spesso di farmaci anche.
Nei casi, ci sono diversi studi che hanno dimostrato che anche nei casi dove l'ablazione non è riuscita a togliere del tutto le recidive aritmiche, comunque c'è stato un buon miglioramento della qualità della vita. Infatti questo si è visto che molto spesso i pazienti rispondono che la qualità della vita è migliorata in seguito all'ablazione, nonostante non siano state eliminate tutte le recidive di aritmia in seguito all'ablazione.